Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in onda anche oggi in diretta per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Lo saremo fino alle 13:30 nella formula estiva ormai consolidata di questo nostro telegiornale, con tutti i servizi delle nostre redazioni, con i collegamenti con le nostre redazioni per sentire in diretta che cosa sta succedendo in Veneto. Oggi è l'ultimo giorno, possiamo chiamarlo così, prima dell'avvento del Green Pass. Cambieranno molte cose da domani, dalla mezzanotte di oggi, in sostanza proprio dalla giornata di domani. Vi racconteremo che cosa cambierà, vi racconteremo anche come sta cambiando, perché le polemiche sono comunque tante, le reazioni sono forti. Abbiamo visto che questa vicenda del Green Pass sta dividendo davvero il Veneto e i veneti. Ne parliamo oggi, dicevamo, anche con i nostri giornalisti che stanno proprio andando in giro per le città del Veneto per capire che cosa ne pensano le persone, che cosa ne pensate voi telespettatori. Prima di parlare di tutto questo, però, facciamo un po' il cosiddetto riassunto delle puntate precedenti. Oggi non c'è Luca Zaia, però sentiamo che cosa aveva detto il Presidente nell'ultima conferenza stampa disponibile, parlando di questa Fast Vax, quindi della possibilità di accelerare con i vaccini. Sono già arrivati i dati sia dell'emergenza coronavirus con i contagi e la situazione della sanità, che quelli delle vaccinazioni, ma li vediamo fra poco. Cominciamo sentendo che cosa aveva detto il governatore. Dalle ore 24 del giovedì alla fine della prossima settimana, che sarà venerdì prossimo, quindi nel periodo ferragostano, facciamo un'apertura di posti in agenda che quindi saranno inoculati da venerdì per 100.000 posti. La battezzata settimana Fast Vax il presidente Zaia, quella che si aprirà da venerdì, con la possibilità per 100.000 veneti di prenotarsi per il vaccino ed avere la certezza che il siero Pfizer o Moderna, perché solo questi due verranno usati, gli verrà somministrato al massimo entro 7 giorni. Da domani sera alle ore 24 chi entra nel portale troverà 100.000 posti con Pfizer e Moderna e avrà la vaccinazione, male che gli vada, entro venerdì prossimo. Una fornitura extra di dosi ha consentito questa accelerata che, se andrà bene, potrà anche essere ripetuta, e all'iniziativa regionale le singole USL potranno aggiungere anche altre azioni locali. Belluno farà il vaccino sotto le stelle, nel Trevigiano si muovono le società sportive. Mi ha chiamato il presidente del Lorenzoni del calcio Mogliano e mi diceva: abbiamo i ragazzi da vaccinare, ci sarebbero anche le famiglie, organizziamo una giornata e quando c'è massa critica, 3, 4, 500 persone, noi riusciamo a farlo. L'Open Day sarà organizzato per i comuni di Mogliano e Preganziol presso lo stadio di Mogliano in via Ferretto, in una o più date a seconda del numero di interessati. Se ci sono associazioni sportive, se ci sono delle realtà che hanno comunque un minimo di massa critica, non è che lo possiamo fare per 4 o 5 persone, contattino direttamente le direzioni generali delle ULS e facciamo anche queste attività. Zaia torna poi sulla questione Green Pass, perché ci sono ancora delle situazioni poco chiare su ristoranti, alberghi, ma anche su chi per esempio si è vaccinato all'estero. Dico che vanno risolti i problemi e se serve anche con una circolare, con un decreto. Altra novità sulla quale il governo a breve si esprimerà è quella del prezzo dei tamponi nelle farmacie, che con l'entrata in vigore del Green Pass si abbasserà a 15 euro, che per il cittadino diventeranno dai 10 ai 13. Il resto verrà coperto da un contributo stabilito dal commissario Figliuolo. Sui sanitari Novax è intervenuta l'assessora Lanzarin, con gli ultimi dati che registrano un dietrofront di diversi operatori. Il dato aggiornato a ieri è di 17.542. Quindi vuol dire che abbiamo recuperato 1224 posizioni. Allora, cominciamo a capire dove stiamo andando con questa novità del Green Pass. Fra le situazioni più complicate ci sono quelle legate proprio al controllo dei clienti da parte di esercenti, ristoratori, le attività come bar, ristoranti, locali pubblici in generale. Ne abbiamo parlato con i vicentini, perché, lo ricordiamo, scatta l'obbligatorietà dei controlli, ma sui controlli mancano ancora alcune certezze, insomma non c'è chiarezza come sempre. Non sappiamo ancora cosa dobbiamo fare, come comportarci. Siamo qui in attesa che qualcuno ci comunichi come avviare questa cosa qui, perché non abbiamo per ora nessun dettaglio su come fare e come non fare.
Bisogna controllare i clienti se hanno il Green Pass, ma non so come fare, cioè, non sono un medico che posso controllare i dati sanitari della gente. Sa che però c'è la multa sia per il cliente che per il gestore, è anche salata. Speriamo che la gente abbia buon senso. Lei si affida al buon senso dei clienti. Esatto, sperando che tutti siano vaccinati e chi non è vaccinato resta fuori. Regna ancora il caos tra i ristoratori di Vicenza sull'effettiva gestione del Green Pass, una sorta di limbo. L'unica cosa certa è che il 6 agosto si parte. C'è chi pensa di cavarsela affiggendo un cartello all'esterno del locale con la scritta "si può accedere al ristorante solo con Green Pass", ma in realtà non è così semplice. La norma impone al gestore o chi per lui di verificare l'effettivo possesso del certificato vaccinale. C'è chi si affida alla coscienza del cliente e chi confida nel tempo, quello atmosferico, per far sedere i clienti all'esterno, glissando il problema. A nemmeno 48 ore dall'entrata in vigore dell'obbligo del Green Pass, Confartigianato Imprese, con il presidente dei ristoratori, torna all'attacco. Non contestiamo lo strumento del Green Pass, contestiamo però il modo in cui il governo ci obbliga a fare una serie di controlli che sono assolutamente fuori luogo. Non siamo noi dei pubblici ufficiali, quindi non spetta a noi il controllo dei documenti ai nostri avventori. Ristoratori che diventano controllori, pena sanzioni e chiusura del locale, una situazione che viene vissuta come una punizione. Contestiamo anche l'applicazione delle eventuali pene, ovvero la chiusura dei locali. Assolutamente no. Una sanzione amministrativa che poi potremo un domani contestare in via di giudizio, ma l'ennesima minaccia di chiusura sinceramente non ce me lo artiamo. Quindi a poche ore dall'arrivo del Green Pass sono ancora tanti i punti oscuri di cosa dovrà cambiare, di come ci si dovrà comportare. Le nostre redazioni sono proprio in questo momento nelle piazze del Veneto per sentire ancora una volta esercenti, ristoratori, baristi, locali pubblici per capire che cosa ne pensano. Sappiamo che c'è qualcuno che si è già attivato con gli smartphone, con tutte le apparecchiature, tutte le app del caso, qualcun altro che invece non ne vuole sapere, qualcun altro ancora che ci dice io non ho intenzione di fare il controllore, vengano pure a darci la multa, vengano pure a chiudermi, faremo i conti poi. Naturalmente sono tutte posizioni che noi raccogliamo, che portiamo all'attenzione del grande pubblico, che portiamo alla vostra attenzione anche per farsi un'idea di quello che potrebbe succedere nelle prossime ore. Legato a doppio filo al discorso del Green Pass, al concetto stesso di Green Pass, c'è quello dei tamponi in farmacia, perché sappiamo che da una parte il Green Pass si può avere con la vaccinazione anche parziale, dall'altra se non è possibile, non si può, non si vuole arrivare alla vaccinazione, si può avere un tampone nelle ore precedenti, però è tutto anche in questo caso molto complicato e tantissime farmacie sono prese d'assalto sia per i tamponi che per la stampa dei Green Pass. Vediamo il servizio. Green Pass e tamponi. Da fine luglio è boom di richieste per il rilascio in farmacia, in vista di partire per le ferie, per accedere a grandi eventi o anche prima di un ricovero ospedaliero. La farmacia è più vicina forse? Forse più comoda, poi si prende appuntamento, di conseguenza quando vieni, cioè sono quei 20 minuti che devi aspettare, tempi tecnici proprio dovuti all'aspettare la reazione della piastrina del tampone. Meglio sempre prenotare e presentarsi con tessera sanitaria e un documento d'identità. Molti cittadini, già che ci sono, insieme al tampone chiedono al farmacista la stampa del Green Pass. Beh, sì, sono tutti affannati a prendere questo Green Pass, anche persone perché magari avevano paura di persino non andare in chiesa, per cui tutti quanti, anche persone che non vanno al ristorante, però chi può viene a chiedere il Green Pass. C'è un po' una corsa, possiamo dire? Sì, c'è una corsa per averlo, perché ognuno, avendo il Green Pass, anche se ripeto non lo utilizza magari, ma si sente più tranquillo. E non ci sono fasce di età in particolare a chiedere aiuto per la stampa del Green Pass, nessun costo per il cittadino, 19 euro invece è il prezzo del tampone. L'invito dei farmacisti padovani è di non farsi prendere dalla troppa ansia. Ci sono dei colleghi che lamentano perché hanno le code proprio solo per il Green Pass, ecco, su questo chiederei alla popolazione di cercare un po' di capire, perché sicuramente sarà più importante ritirare un farmaco che fare un Green Pass. C'è chi chiede di posticipare l'entrata in vigore del Green Pass, è filiera
Italia, in una nota che ci arriva dall'ANSA proprio in questo momento, si dice posticipare l'entrata in vigore del Green Pass per minorenni e introdurre il metodo dell'autocertificazione affinché i gestori non siano costretti a trasformarsi in controllori, come stiamo raccontando ormai da giorni nei nostri telegiornali. Lo chiede il consigliere delegato di Filiera Italia Luigi Scordamaglia, secondo il quale occorre gradualità nell'applicazione della misura affinché non si riveli l'ennesima batosta per il settore della ristorazione. I consumi interni hanno ancora il freno a mano tirato, dicono gli addetti ai lavori, e lo fa notare anche Scordamaglia. Questo lo abbiamo visto, ne stiamo parlando già da un po'. Questa ripresa c'è, ma non è ancora veloce come si pensava e come si sperava. Si compra in maniera cauta, per alcune categorie di beni si è sotto al 20-30% rispetto ai livelli pre-crisi, ed è troppa l'incertezza legata al Covid. Da qui la necessità, secondo alcune categorie, di un sostegno attivo alla domanda interna, anche perché senza flussi stranieri turistici l'unico parziale elemento di soddisfazione è la ripresa in corsa dell'Horeca, quindi la cosiddetto hotel, ristorazione e catering, settore che secondo gli addetti ai lavori andrà incontro ai disagi per l'introduzione proprio del Green Pass senza gradualità. Quindi c'è chi chiede di stoppare del tutto, anche se ormai si va verso ovviamente l'attivazione domani. C'è chi chiede di introdurlo con gradualità, c'è chi invece, come il governo, sta discutendo proprio in queste ore. Sappiamo che ci sarà una conferenza stampa del Premier Draghi questo pomeriggio per capire come verrà ampliato invece il Green Pass già da settembre. Si parla di obbligatorietà nelle scuole, si parla di obbligatorietà per i viaggi lunghi in treno, per i voli, insomma per tantissime altre situazioni della vita quotidiana. Ne avevamo parlato qualche giorno fa, poi era stato tutto interrotto perché la politica doveva un po' cercare una quadra. Adesso pare che la quadra si sia trovata, ne parlerà il Premier Draghi questo pomeriggio e noi ve lo racconteremo nei nostri telegiornali di questa sera. Torniamo al tema del Green Pass, che è il tema del momento, il tema di oggi e sicuramente anche di domani, perché sempre la nostra redazione padovana ha intercettato le categorie economiche, le categorie produttive. Sentite cosa ci hanno detto. Green Pass in fabbrica per gli industriali è uno strumento utile per capire la criticità del momento. Siamo all'apice della crisi, dicono, e le norme sulla privacy non aiutano però a capire quali lavoratori sono tutelati e tutelanti in azienda. Quello che può essere uno strumento che fin tanto che non diventa obbligatorio lascia il tempo che trova, questo è un po' sostanzialmente il mio pensiero, ma rispecchia il pensiero di molti miei colleghi. Diciamo che è uno strumento un po' moncolo, gli lascia alcune potenzialità inespresse che dovremmo riformulare con le istituzioni. Per l'Ascom Confcommercio il Green Pass sarà invece indispensabile per quelle attività ancora chiuse a causa della crisi da Covid, con una distinzione operativa. Noi non possiamo fare i controllori. Bene il Green Pass se possono dare la possibilità a queste imprese di esercitare il proprio lavoro, e noi non potremo sopportare un'altra chiusura, un altro stop non ci permetterebbe assolutamente di superare questa crisi che abbiamo avuto. È una tutela duplice nei confronti sicuramente di chi lavora, ma anche per chi ha la responsabilità in azienda dei propri collaboratori, quindi non vedo e non vediamo delle controindicazioni in questo senso. È arrivato il momento di vedere assieme quelli che sono i dati che ci arrivano dalla sanità del Veneto. Vediamo prima con la regia di Fabio Verin quelli dei vaccini. Allora, sono 42.000 le dosi somministrate nella giornata di ieri, questi sono dati aggiornati, sono gli ultimi disponibili, proprio quelli di questa mattina. Il Veneto è tornato a crescere dopo qualche giorno, non mai sopra le 40.000 unità, siamo tornati a 42.000 per un totale di 5.667.173 dall'inizio della campagna vaccinale, che ricordiamo è partita subito dopo Natale. Le prime dosi nella giornata di ieri sono state 21.297 per un totale di 2.900.000. I cicli completati sono 20.000 in più naturalmente per un totale di 2.700.000. Il Veneto ha somministrato, e qui vediamo la percentuale, il 95,4% delle dosi a disposizione. Quindi sì, ce ne sono, sì, c'è spazio di manovra, però diciamo la situazione è sempre un po'
un po' risicata. Zai ha parlato di 200.000 dosi da qui alla fine dell'estate, naturalmente ce ne sono per tutti, però vediamo che la doppia lettura è anche quella che il Veneto corre talmente tanto che fa fatica a tenere, come vuole il generale Figliuolo, a tenere magazzino. Scendiamo ancora in questa tabella, vediamo che il 63,6% della popolazione residente ha almeno una dose equivalente a 3.088.000, il 55,2% della popolazione residente ha la copertura totale, quindi il 55,2%. Scendiamo ancora in questa lunga tabella, vediamo che per quanto riguarda la prima dose si va molto bene dai 60 in su, con la fascia 40-60 che sta correndo decisamente bene, si muove poco, ancora poco nelle fasce di età inferiori, gli over 80 invece sono ben coperti, il totale 70,6 la media diciamo di questa situazione. E per quanto riguarda invece il ciclo completo bisogna andare sopra i 70 per avere un dato vicino al 90%, 94% per gli over 80, poi poco si muove, c'è bisogno di qualche spinta in più, perché vediamo che nella fascia dei giovanissimi solo il 14,8% è coperto. Però c'è da dire anche che per quanto riguarda i disabili l'81,1% ha almeno una dose, 76,6% al ciclo completo. Per quanto riguarda i vulnerabili l'84,4% ha almeno una dose, l'80,5% ha il ciclo completo. Questo ci dice che assieme agli over 80, assieme alle persone anziane, le fasce più fragili, più deboli, più esposte a un ricovero in area non critica o addirittura in terapia intensiva della popolazione sono coperte. In questo momento si può respirare un po' di più. Vediamo come sta andando questa settimana. Allora, forse arriveremo alla fine della settimana a totalizzare più di 300.000 inoculazioni. Vediamo che dopo la discesa dell'ultimo periodo si sta un po' tornando in quota. Vediamo anche che, e queste sono buone notizie, anche la Marca Trevigiana, l'ULS 2 della Marca Trevigiana ha superato 1 milione di inoculazioni, esattamente come la Scaligera che ne ha superato il milione, e ci par di capire, la Serenissima, il Veneto, diciamo la provincia di Venezia è a pochissime unità dal milione di inoculazioni, ci arriverà di sicuro oggi. Avremo così, visto che Padova c'è già entrata dalla settimana scorsa, avremo così 4 ULS del Veneto che hanno già inoculato più di 1 milione di dosi ai cittadini, alle persone, e seguono un po' a ruota, un po' naturalmente a distanza, visto che si parla di situazioni minori dal punto di vista numerico, la Polesana e quella delle Dolomiti. C'è da dire invece che fra la Pedemontana e la Berica, ovvero la provincia di Vicenza, siamo anche in questo caso a 980.000 inoculazioni. Si presume che entro la settimana si superi il milione anche qui, quindi vuol dire che il Veneto corre spedito verso la cosiddetta immunità di gregge. Zaia l'aveva annunciata per ottobre, forse è possibile che per settembre si riesca a raggiungere, a fare qualcosa. Torniamo in studio pronti per andare a vedere anche l'altra tabella, che è altrettanto importante, forse più importante per certi versi, è quella dell'emergenza dura e pura, è quella dei contagi. Perché? Ci sono stati 888 nuovi casi positivi nella giornata di ieri, e questo è un dato che preoccupa, perché si avvicina sempre di più alle 1.000 unità quotidiane. 1.000 unità in più al giorno comincia a diventare un po' una situazione da tenere sotto controllo. Ricordiamo naturalmente che il passaggio in zona gialla non è più dettato dall'RConT, dal numero di nuovi casi o dai contagi puri, ma è dettato dalla situazione della sanità che andiamo a vedere fra poco. C'è da dire però anche che in questo momento in Veneto ci sono 13.303 persone, abbiamo polverizzato anche quota 12.000 che sembrava non dovesse arrivare mai, invece è arrivata e l'abbiamo anche superata molto rapidamente. Sono 439.856 le persone risultate positive dall'inizio dell'emergenza, sono 414.908 quelli che si sono negativizzate. Purtroppo, e questo è un dato sempre drammatico, perché dietro ogni numero c'è
una famiglia che ha sofferto, c'è una persona che ha perso la vita, c'è un dramma. Ci sono 11.645 persone che hanno perso la vita dall'inizio dell'emergenza. Scendiamo nella seconda parte della tabella che vediamo assieme a voi per la prima volta perché è arrivata da pochissimo in redazione, per vedere la sanità. Allora, sono 168 le persone ricoverate in area non critica, di cui 135 sono ancora positive, 33 si sono negativizzate. Questi numeri tendono a distanziarsi quando le cose non vanno benissimo. Quando ci sono tanti positivi ricoverati vuol dire che la fase è in emergenza crescente. Sono 18 le persone ricoverate in terapia intensiva, di cui 15 potete vedere positive, 3 che si sono negativizzate. Questo è lo stesso discorso che vale per l'area non critica. Però c'è da dire, e questa è una buona notizia, che scendono i ricoveri sia in area non critica che in terapia intensiva. Il bilancio, perché ovviamente non sono 2 dimessi, è un bilancio per l'area non critica, è negativo di 2 unità. Il bilancio per le terapie intensive è negativo di un'unità. Vediamo dove sono i malati in terapia intensiva. Sono 2 a Negrar, 1 a Villafranca, 1 a Cittadella, 2 a San Donà di Piave, 2 a Treviso, 3 a Verona, 4 a Padova. Ancora una volta Padova è un po' l'epicentro di questi ricoveri. Purtroppo c'è anche un decesso da segnalare. Questa era la tabella dei dati dell'emergenza coronavirus. Li vediamo insieme ogni giorno, o le vediamo noi o ce le racconta Luca Zaia, per capire dove stiamo andando. Stiamo andando verso un aumento dei casi sempre più definito, però stiamo andando anche verso un assetto ospedaliero sanitario del Veneto che sembra reggere benissimo la spallata di questa fase particolare dell'emergenza. Che cosa succederà con l'aumento anche dei vaccini lo sapremo solo nei prossimi giorni. Pare comunque che la curva, l'esplosione legata, secondo gli addetti ai lavori, secondo molte persone, ai festeggiamenti per gli europei, ai festeggiamenti per le partite, agli assembramenti post vittoria dell'Italia, stia scemando, che si sia trasformando da una curva verticale praticamente a una curva molto più blanda. Comunque 888 nuovi casi in un giorno non sono certo una buona notizia. Questi erano i dati dell'emergenza coronavirus. Torniamo a parlare di Green Pass, ne parliamo con un ristoratore intervistato dalla nostra redazione trevigiana. Lei scrive qui: io non ci sto al Green Pass obbligatorio, però lo farà rispettare. Però faccio rispettare le regole per tutelare me, la mia famiglia, per tutelare il mio locale e tutelare i clienti. Quindi diciamo che obtorto collo le tocca accettarlo. Esatto, bisogna accettarlo, sì. Io prima tanto, però alla fine rispetto le regole, ecco. A 2 giorni dall'entrata in vigore del Green Pass, l'intransigenza di quanti non lo volevano si ammorbidisce su posizioni più in linea con la stringente realtà. Questo ristoratore di Mogliano Veneto, ad esempio, pur rimanendo contrario in linea di principio al provvedimento, si dice pronto a rispettare le regole. Mia figlia ha scaricato sui telefonini nostri l'applicazione per controllare il Green Pass. Chiederò l'esibizione del Green Pass e se non ce l'hanno, purtroppo, anche per tutelare i clienti che ho in sala che ce l'hanno, non li farò entrare. Troppo rischioso infatti agire con leggerezza, sorvolando sui controlli. Dal punto di vista sanitario, certo, ma per chi vive di un lavoro basato sull'afflusso sicuro di clienti in carne ed ossa, lo è anche dal punto di vista economico. Anche prendere 400 euro di multa per una cavolata non mi sembra il caso in questo periodo. Non è una cosa giusta questa cosa qua, però speriamo sia uno strumento temporaneo per poterci permettere di lavorare, anche perché io vivo con questo lavoro, non posso andare contro le leggi perché mi chiudono il locale dopo la fine. L'aspetto più antipatico è che l'onere del controllo spetti a noi ristoratori, dice, sapendo già che i clienti senza Green Pass arriveranno sicuramente, con situazioni difficili da gestire. Questo sarà il mio timore. Io cercherò di essere gentile al 100%, di farglielo capire, insomma, che se la legge è questa, io purtroppo... Timori che vengono condivisi da tantissimi altri ristoratori, esercenti e locali pubblici. Sono arrivate da poco anche le esenzioni, ovvero la lista delle esenzioni per quanto riguarda la vaccinazione. Le vediamo insieme dopo la pubblicità, perché ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. State con noi, torniamo fra pochissimo.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che arriva adesso una comunicazione del presidente Luca Zaia che parla della vittoria di Massimo Stano nella 20 km di marcia, medaglia d'oro che è arrivata poco fa. Zaia dice: grande Massimo, grandi le sue fiamme oro Padova. Quella di Massimo Stano è davvero una marcia trionfale, oro nella 20 km, disciplina faticosissima, difficile, tecnicamente ardua per le necessità di tenere un certo tipo di passo. Pena la squalifica. Le gloriose fiamme oro Padova, la società per la quale gareggia Massimo Stano, lo ricordiamo, resteranno per sempre nella storia delle Olimpiadi di Tokyo. Bravo Massimo, bravo tutto il team. E queste le parole di Luca Zaia. Poi magari cercheremo di raggiungere il governatore in qualche modo per una battuta anche su questo argomento. Allora, vi avevamo promesso quelle che sono le esenzioni dal vaccino. Eccolo qua c'è la circolare del Ministero della Salute, ci sono naturalmente tutte le premesse, tutte le varie, in copia conoscenza tutti i vari destinatari di questa comunicazione. Certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid-19, tutti i preamboli del caso. Vediamo come si faranno fino al 30 settembre, salvo ulteriori disposizioni. Le certificazioni potranno essere rilasciate direttamente dai medici vaccinatori dei servizi vaccinali delle aziende ed enti di servizi sanitari regionali o dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta dell'assistito che operano nell'ambito della campagna di vaccinazione anti-Covid. La certificazione deve essere rilasciata a titolo gratuito, ovviamente, avendo cura di archiviare la documentazione clinica relativa anche digitalmente attraverso i servizi informativi vaccinali regionali. Allora, questo è quanto. Scendiamo per capire un po' di più chi potrebbe essere interessato. Allora, eccoci qua. Reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o di qualsiasi componente del vaccino. Una reazione allergica grave dopo una dose di vaccino o una componente del vaccino stesso costituisce una controindicazione alla somministrazione di ulteriori dosi dello stesso vaccino o di prodotti che contengono gli stessi componenti. Questo tipo di reazione allergica si verifica entro i 30 minuti, anche se sono imputabili reazioni avverse entro le 24 ore. Quindi si può considerare in questo caso la possibilità di utilizzare un vaccino di tipo diverso per completare l'immunizzazione. Tuttavia, vista la possibilità di reazioni crociate tra componenti di vaccini diversi, è opportuno effettuare una consulenza allergologica. Ecco, quindi questo è già un primo dato. Gravidanza, donne in gravidanza. La vaccinazione anti-Covid non è controindicata in gravidanza. Qualora dopo valutazione medica si decida di rimandare la vaccinazione, alla donna in gravidanza potrà essere rilasciato un certificato di esenzione temporaneo alla vaccinazione. L'allattamento non è una controindicazione alla vaccinazione anti-Covid. Questa sindrome di cui non conosciamo molto noi di Guillain-Barré, entro 6 settimane dalla somministrazione, senza altro caso riconducibile, è prudente non eseguire ulteriori somministrazioni. Quindi in questo caso è importante, è molto importante anche quello che è legato alle miocarditi e alle pericarditi. Dopo la vaccinazione Pfizer e Moderna sono stati osservati casi molto rari, dice il Ministero della Salute, di miocardite e pericardite. La decisione di somministrare la seconda dose di Pfizer o Moderna in persone che hanno sviluppato una miocardite e pericardite dopo la prima dose deve tenere conto delle condizioni cliniche dell'individuo e deve essere presa dopo una consulenza cardiologica e un'attenta valutazione del rischio-beneficio. Quindi anche qui c'è tutto da vedere. Test sierologici: si ribadisce che l'esecuzione di test sierologici volti a individuare la risposta anticorpale nei confronti del virus non è raccomandata ai fini del processo decisionale vaccinale. Per tale motivo la presenza di un titolo anticorpale non può di per sé essere considerata al momento alternativa al completamento del ciclo vaccinale. Tutto molto chiaro, tutto però da vedere nelle singole situazioni, nei singoli casi, però almeno ci sono dei punti fissi anche per quanto riguarda i certificati di esenzione dalle vaccinazioni. Come poi questo andrà a legarsi con il Green Pass, con la possibilità di accedere ai luoghi, con la possibilità di essere tamponati
A questo punto pensiamo gratuitamente, perché se uno ha un certificato di esenzione e deve comunque fare qualcosa, cosa fa? Si fa tamponare spendendo 20, 25, 30 euro per ogni tampone. Dovesse finire la gratuità dei tamponi in un momento un po' più complicato di questa situazione emergenziale, quindi magari a settembre, ottobre. È tutto da vedere, come sempre, come vi diciamo ogni volta. Noi ve lo racconteremo man mano che accadrà, sentiremo Zaia, sentiremo le autorità, sentiremo i sindaci, sentiremo le aziende sanitarie, che sono quasi tutte quelle del Veneto, proprio in questo momento in conferenza stampa, quindi fra poco, fra meno di mezz'ora, potremo contattare sia Padova sia Vicenza, le nostre redazioni di Padova e Vicenza, per capire che cosa hanno annunciato le ULSS del Veneto in questa mattinata. Quindi state con noi perché arriveranno notizie importanti. Andiamo avanti con le reazioni a quello che è l'arrivo del Green Pass e anche alle reazioni a quello che è l'arrivo un po' più avanti del Green Pass. Come dicevamo prima, si parla di possibilità di obbligo di questa certificazione a settembre per le scuole e per i trasporti pubblici. Siamo andati a sentire che cosa ne pensano i vicentini. Priorità assoluta, sottolinea così il Premier Mario Draghi il livello di attenzione del governo di questi giorni in cui si stanno definendo le regole per il rientro a scuola degli studenti di ogni ordine e grado. Sembra che dal 1° di settembre sarà obbligatorio il Green Pass per docenti e personale scolastico, ma potrebbe essere richiesto anche per accedere ai mezzi del trasporto pubblico locale. Penso sia giusto perché appunto per ripartire in un modo adeguato c'è bisogno di avere una sicurezza che il Green Pass può fornire, quindi credo sia una scelta giusta. Sia per le scuole che per gli autobus? Esatto, per tutti e due, perché quest'anno il problema maggiore non sono state le scuole ma i mezzi di trasporto. Di conseguenza Green Pass, ora, forever. Nelle scuole ma anche negli autobus? Beh, negli autobus sicuramente perché sono i primi mezzi di comunicazione che vengono utilizzati. Sono assolutamente d'accordo che gli insegnanti debbano essere vaccinati, che tutte le norme di prevenzione debbano essere rispettate e francamente mi preoccuperei più dei mezzi pubblici. Il problema dell'assembramento c'è anche lì, la vedo un po' più difficile forse il controllo, perché pensare che a ogni fermata ci sia una necessità di controllare le persone che salgono diventa un problema di tempistiche probabilmente. Ma sì, sono a favore dell'obbligo, cioè di sicuro per gli insegnanti, per gli studenti anche, però da settembre mi sembra abbastanza anacronistica come cosa da attuare subito. Per gli autobus sono un po' più scettico. Io sono d'accordo sia per la scuola che per gli autobus, a patto però che ci sia un controllo anche e soprattutto che siano ammesse persone che magari non si possono vaccinare, perché bisogna tenere conto anche del fatto che ci sono persone che per altri problemi non si possono vaccinare. Sono d'accordo con il Green Pass perché appunto serve per ristabilire una vita quotidiana normale come c'era in passato e quindi serve molto questa legge qua. Quindi va bene anche per gli autobus? Sì, va bene anche per quello. Arriva un'altra medaglia, naturalmente per l'Italia, ma dal Veneto, è quella di Elia Viviani, bronzo nell'Omnium per il ciclismo su pista. Naturalmente Elia Viviani che aveva portato a casa un oro a Rio e che porta a casa oggi un bronzo, anche lui ha già ricevuto i complimenti del governatore del Veneto, ma in generale di tutti i veneti. Adesso noi andiamo da Valentina Visentin che ci aspetta a Padova per il consueto collegamento padovano per capire che cosa sta succedendo oggi a Padova, quali sono le notizie principali dalla città. Buongiorno Valentina. Buongiorno Ferdinando, hai parlato di medaglie, però non hai detto che c'è una medaglia, quella della 20 km della marcia di Massimo Stano, che è anche padovana, perché Massimo Stano è un atleta allenato dalle Fiamme Oro di Padova, quindi come Marcel Jacobs e Gianmarco Tamberi, quindi diciamo che c'è un terzo oro, il 7° oro olimpico per gli italiani, ma il terzo per i padovani, che insomma vede anche un po' di Padova. C'è un po' di Padova dentro. In questa impresa, quindi insomma era per aggiungere soddisfazione sportiva alla nostra città. Infatti poi nei nostri telegiornali serali avremo proprio anche il responsabile delle Fiamme Oro padovano che ci racconterà un po' anche di questa impresa sportiva che vede Padova ancora una volta protagonista.
Poi però per quanto riguarda Padova dobbiamo fare anche il punto della situazione sull'andamento economico, perché oggi sono arrivati anche i dati di Confindustria Veneto Centro, che quindi coinvolge sia la provincia di Padova che quella di Treviso, ma sono dati incoraggianti perché il secondo trimestre del 2021 presenta dei dati da record e quasi a livelli pre-Covid. Molta soddisfazione è stata espressa dallo stesso presidente, che è il padovano Leopoldo Destro, che ha commentato questi dati: più 39,1% il risultato, cresce soprattutto l'export, che addirittura migliora rispetto non solo al 2020, se lo ricordate, l'anno proprio del Covid, l'anno più drammatico per l'economia, ma anche migliora rispetto al 2019, quindi stiamo parlando di una situazione completamente diversa da quella che stiamo vivendo attualmente. E quindi insomma sono buoni i dati, perché c'è più un 9,9% di crescita rispetto proprio al 2019. Si fa riferimento ai mesi da aprile a giugno, quindi sono anche mesi in cui eravamo ancora per certi versi con tantissime restrizioni. Valentina, intanto molto bene per queste prime informazioni, poi naturalmente la cronaca, quello che verrà lo vedremo nel corso della giornata. Sappiamo che c'è una conferenza stampa dell'azienda sanitaria per tutta la situazione legata all'emergenza coronavirus, al Green Pass, ai tamponi, quindi anche quello lo vediamo poi. Ti rubo proprio 30 secondi di numero, perché poi andiamo in pubblicità, per capire che aria tira con il Green Pass a Padova. Sappiamo che ci sono state manifestazioni e ce ne saranno ancora, che però portano a Padova anche persone da altre città. Ma i padovani come la stanno prendendo? Infatti, come ben hai detto, ci sono già stati 2 sabati la manifestazione dei No Green Pass. Questo sabato ne è prevista un'altra che dovrebbe richiamare anche persone da tutto il Veneto. Tuttavia i padovani sono favorevoli al Green Pass, lo abbiamo visto e l'abbiamo capito, perché sono tantissime le richieste che arrivano alle farmacie padovane per farsi stampare il Green Pass, come sono aumentate anche molti giovani che stanno cercando di ottenere, di farsi la vaccinazione, di ottenere il Green Pass, anche perché adesso è necessario anche per gli eventi come i concerti. Abbiamo visto, e questa sera avremo anche la testimonianza di uno degli addetti ai lavori per quanto riguarda il settore concerti e spettacoli, perché adesso si stanno attrezzando con un'app particolare che servirà proprio a riconoscere l'autenticità del Green Pass per ammettere le persone. Quindi ovviamente la platea è quella dei giovani, e quindi sono i giovani in prima battuta che sono interessati proprio ad avere il Green Pass per tornare ad avere anche una vita normale. Molto bene Valentina, grazie per questo collegamento. Se ci sono altre notizie da Padova non esitare a richiamarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Grazie, buon lavoro. Torniamo in studio. Allora, avete sentito, Padova sta reagendo come sempre. Padova è una delle città più reattive del Veneto sotto questo punto di vista. Di solito quello che succede a Padova succede nei giorni successivi anche in altre città. Possiamo dire che molto spesso Padova e Verona sono un po' l'avanguardia in tantissime situazioni della vita quotidiana, dinamiche politiche, dinamiche sociali, quindi anche quello che sta succedendo a Padova lo vedremo poi nelle altre città, lo vedremo anche nei nostri telegiornali. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, ci sono ancora tantissime notizie. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Tema di giornata ovviamente è il Green Pass, perché oggi è l'ultimo giorno senza Green Pass, domani sarà il primo giorno con questa importante novità. Abbiamo già visto le esenzioni che sono state previste dal Ministero della Salute, abbiamo già sentito tantissime categorie economiche e produttive come si stanno organizzando, c'è chi lo vuole, c'è chi non lo vuole, c'è chi obtorto collo lo valuterà, c'è chi invece ha già deciso di non accettarlo, quindi una situazione anche molto complicata che seguiremo a partire da domani con tutte le nostre redazioni. Però non può rimanere fuori da questi ragionamenti la cultura. A Vicenza si parla di certificato vaccinale anche per accedere ai musei civici. L'idea non dispiace ai turisti.
Il Green Pass da venerdì 6 agosto sarà necessario anche per accedere ai musei civici di Vicenza, certificato vaccinale da esibire assieme ad un documento valido di identità. Entrambi dovranno essere esibiti al momento dell'acquisto del biglietto e all'ingresso di ogni singolo museo. All'ingresso gli addetti avranno a disposizione un tablet dove scansionare il QR, quel quadratino che abbiamo imparato a conoscere che contiene tutte le nostre informazioni. Naturalmente il Green Pass non esclude le misure già in vigore quali il distanziamento sociale, l'igienizzazione delle mani e la misurazione della temperatura. La nuova disposizione non dispiace ai tanti turisti in città. Può essere un deterrente per vedere il museo magari? Assolutamente no, anzi è una cosa che ti assicura di più perché è una certa sicurezza in questa maniera. Come turisti, insomma, questa cosa come la vedete? Diventa un impedimento magari, che già magari bisogna andare per prenotazione, può essere un impedimento ulteriore? Per me no. Cioè, se il Green Pass viene chiesto per cose secondo me anche più difficili, nei musei con la prenotazione è abbastanza facile inserire un codice eccetera, quindi no, per me va bene. Quindi se vi chiedono mi fa vedere il Green Pass, lei lo mostra? Sì, ce l'ho sul telefonino, è l'unico modo per muoversi liberamente, perché senza quello saremo di nuovo chiusi. Pensate che questo renda più difficile magari l'accesso, che qualcuno lo scoraggi in qualche modo? Ma per me assolutamente no, io sono molto favorevole al Green Pass, anche perché mi sono vaccinata, per cui penso che avendo fatto il vaccino sia doveroso, no? Avere anche degli accessi senza troppe problematiche. E anche le forze dell'ordine, in questo caso parliamo di polizia locale di una zona ben precisa del Veneto, stanno aspettando informazioni su come comportarsi nei prossimi giorni. Attendiamo che ci siano delle direttive ben precise in modo tale che anche la polizia locale, come d'altra parte tutte le altre forze di polizia, possono fare i controlli. Sicuramente in questo momento faremo opera di informazione, faremo opera di sensibilizzazione a fianco agli esercenti, come abbiamo fatto soprattutto l'anno scorso quando ci sono questi grandi cambiamenti. Nessuna sanzione, nessun controllo, mancano le direttive dal Ministero degli Interni. Dunque il 6 agosto scatterà il Green Pass per accedere nei locali chiusi, ma per il momento rimarrà tutto sulla carta. Ancora molte le cose da chiarire e molti dubbi su un provvedimento che non trova un vero accordo fra gli esercenti. Noi con le associazioni di categoria abbiamo un rapporto molto costruttivo fin dall'inizio del lockdown, quindi ci rapportiamo ogni giorno, ci confrontiamo e quindi naturalmente ci sono alcuni commercianti che sono contrari al Green Pass, molti che sono favorevoli. Fra l'altro domani si riunirà il Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica. Probabilmente si parlerà anche dei controlli, si parlerà delle manifestazioni del fine settimana previste a Treviso, per cui attendiamo anche in questo caso che dal Comitato escano delle direttive precise. Intanto continuano numerosi tam-tam sui social per organizzare e promuovere manifestazioni Novax. Sabato scenderanno nuovamente in piazza, ma non è escluso che possano decidere per nuove iniziative. La Questura in primis e la Prefettura che decidono sull'ordine pubblico stanno monitorando le notizie che sono sui social, per cui anche la Polizia locale assieme alle altre forze di polizia sarà impegnata nei controlli. Restiamo in argomento coronavirus, usciamo un attimo da quella che è la bagarre, possiamo chiamarla così, del Green Pass e parliamo dei vaccini. Perché noi di Rete Veneta abbiamo ricevuto molte segnalazioni nei giorni scorsi che riguardavano problemi nelle prenotazioni dei vaccini. In particolare avevamo seguito il caso di una donna del Bassanese che era stata contattata aveva fissato il suo appuntamento, però aveva dei problemi, delle allergie che impedivano una normale inoculazione, andava fatta in una struttura protetta, poi le avevano detto signora le faremo sapere, per 3 mesi questa persona è rimasta senza copertura. Non appena è uscito il nostro servizio tantissime altre persone ci hanno contattato, vediamo quali sono i problemi in questo caso. Ha molto scosso il servizio che abbiamo mandato in onda nei nostri telegiornali, in cui una nostra telespettatrice ha segnalato un pesante disservizio dell'ULSS 7 nella gestione dei vaccini, perché ancora il 13 maggio si è recata all'ex Eurobrico per la somministrazione della dose, ma per le mie patologie di asma e allergia all'aspirina e tachipirina mi hanno detto che non potevo farlo quel giorno lì, che sarei stata richiamata per andare in una struttura protetta. A tutt'oggi
non mi hanno ancora richiamato. E sono passati quasi 3 mesi in cui la donna ha cercato in tutte le maniere di mettersi in contatto via telefono, via mail, con l'UL7, ma dall'azienda sanitaria totale silenzio. Ora che c'è l'obbligo del Green Pass, la situazione rischiava di peggiorare ulteriormente. Io non posso più muovermi e stiamo andando verso l'autunno un'altra volta. Io in autunno mi blinderò in casa un'altra volta fino alla primavera dell'anno prossimo. Parole che sono arrivate alla direzione dell'azienda sanitaria e grazie a Rete Veneta la nostra telespettatrice è stata contattata già in giornata dall'ULSS e giovedì verrà vaccinata. Molto bene da una parte perché abbiamo risolto una vicenda che rischiava di creare pesanti disagi a questa donna. Male perché ci è voluto l'intervento di Rete Veneta perché l'ULSS si rendesse conto della richiesta di questa persona. E come lei, alla nostra mail e al nostro contatto WhatsApp sono giunte in serata messaggi di gente che si trova nella sua stessa situazione. Ma allora ci si chiede che sta succedendo nell'ULSS? Altro che organizzazione, altro che pianificazione. In questo periodo così difficile e complesso in cui una programmazione deve essere alla base di una corretta gestione di un'azienda sanitaria come la nostra, qui pare che si viva alla giornata. È inutile che la direzione lanci appelli sulla necessità di vaccinarsi, quando poi chi chiede di essere vaccinata, come la nostra telespettatrice e le persone che ci hanno scritto, è totalmente inascoltata e ignorata. Non ci sembra il caso che si debba chiamare Rete Veneta per essere considerati da chi deve prendere a cuore la salute soprattutto delle persone più fragili. Ovviamente se qualcuno dovesse avere notizie da segnalarci in tal senso o conoscere qualcuno che ha problemi di questo tipo, il numero è quello in sovrimpressione 340 321 8806, ma ci sono anche i numeri fissi delle nostre redazioni, la mail bassano@reteveneta.it. Potete contattarci in qualsiasi modo, noi poi approfondiremo, cercheremo di essere utili e in questo caso ci è arrivata pochi minuti fa la notizia che questa vicenda si è conclusa positivamente perché la persona che era venuta a segnalarci il problema è stata poi contattata e ha ricevuto il vaccino in modo protetto, sicuro, come doveva essere, nelle scorse ore, nel corso della mattinata. Cercheremo di capire com'è andata, ve ne parleremo nel nostro TG di questa sera. Quello che è certo è che quando usciamo con servizi simili riceviamo tante segnalazioni, vuol dire che ci sono delle cose che non funzionano e magari un po' di comunicazione da parte nostra può sempre essere utile, un po' di informazione soprattutto da parte di Rete Veneta può sempre essere utile. Continuiamo a parlare di Covid, abbiamo i dati dell'azienda ospedaliera padovana, tornano a salire i ricoveri in terapia intensiva, però ci sono solo non vaccinati. Continuano a salire i nuovi casi di Covid nella provincia di Padova, ma il dato che più preoccupa è che questa settimana tornano a salire anche i ricoveri, la gran parte persone giovani e non vaccinate. Sono 491 i nuovi contagi rispetto alla scorsa settimana, numeri simili a quelli che si registravano nell'ottobre del 2020, quando stava iniziando la seconda ondata. Quella che stiamo vivendo oggi, spiega il direttore dell'azienda ospedaliera di Padova, è la lunga coda della terza ondata. Questa, diciamo così, ondata che riprende, diciamo così, la terza non è mai finita in sostanza, no? Cioè la terza non è mai andata a zero, è sempre rimasta sopra e sta riprendendo, insomma, è la ondata Delta. Su 105 casi sequenziati, infatti, ben 103 erano di variante Delta, ormai predominante, e solo 2 di variante Alfa. Ad oggi sono 13 le persone ricoverate in area medica, la gran parte ha meno di 50 anni, di queste 10 non sono vaccinate, 2 avevano una sola dose e una persona con gravi patologie pregresse invece ha completato il ciclo di vaccinazione. Le 5 persone in terapia intensiva invece sono tutte non vaccinate, ci sono anche trentenni. Ci sono anche 2 ricoveri in pediatria, ma si tratta di lattanti non gravi contagiati dalla madre positiva. L'appello dunque a vaccinarsi. I dati ce lo confermano, le persone che hanno problemi clinici sono persone che non sono state vaccinate. Allora ci sono posti liberi, usiamo queste disponibilità importanti, abbiamo vaccino, abbiamo posti liberi e quindi insomma prenotatevi e venite a vaccinare.
Inutile aspettare settembre o ottobre, è necessario farlo il prima possibile per completare quanto prima la vaccinazione. Un appello rivolto soprattutto ai giovanissimi. Sul fronte sanitario Novax al momento l'azienda ospedaliera di Padova non ha ricevuto nominativi di dipendenti, anche se nei giorni scorsi il giudice del lavoro ha dato ragione all'azienda che si rifiutava di assumere un'infermiera che non si voleva vaccinare. Non abbiamo ricevuto da nessuna USL di residenza nominativi di persone appunto che rientrano in quelle categorie, chiamiamole così, non vaccinate senza motivazione. Appena abbiamo questi nominativi noi agiamo, l'ho spiegato, come da normativa. A Ponte di Piave il Comune ha deciso di far fare lavori socialmente utili proprio per il municipio ai giovani che hanno contratto il Covid durante feste abusive. Li ho chiamati dicendo, avendo avuto alcuni casi, di dare una mano anche loro per il proprio comune, quindi in questo caso di collaborare con la biblioteca comunale nell'inserire per esempio le notizie nel sito, quindi un lavoro che praticamente possono fare tranquillamente da casa, e nel dare questo senso anche di responsabilità nei confronti di una comunità. Contagiati e in quarantena, alcuni ragazzi di Ponte di Piave da casa stanno svolgendo dei lavori socialmente utili per il loro comune. Inseriranno all'interno del portale online della biblioteca comunale dei dati che quotidianamente vengono loro inviati. Un gesto di responsabilità da parte di questi giovani cui il primo cittadino si è rivolto personalmente chiamandoli a casa dopo aver saputo del contagio. Il virus contratto ad una delle feste abusive di alcune settimane fa nel Trevigiano, da cui hanno avuto origine 2 focolai. Pensiamo per tutti i volontari e a quello che stanno facendo costantemente, quindi nel senso di responsabilità è giusto che per un poco e del loro tempo un qualcosa possa essere fatto di contributo a tutta la comunità. Cosa le hanno risposto? Hanno dato la loro disponibilità. Hanno collaborato per il comune anche 2 ragazze di ritorno da Londra, entrambe contagiate nel corso della prima ondata. Nessun obbligo, certo, ma una buona pratica che può essere d'esempio anche per altri ragazzi che con le loro scelte, consapevoli, hanno contribuito a diffondere il virus in un momento in cui autorità sanitarie, medici, infermieri ed enti locali stanno facendo il possibile per debellare. E su quello che potrebbe succedere con la riapertura delle scuole abbiamo parlato con l'assessore Tolio di Vicenza. Quello di cui sono certa è che dobbiamo tornare a scuola in presenza e che non possiamo parlare di Green Pass, ma di vaccino. Qualcuno ci dica se è obbligatorio o meno, in quanto la scuola è un diritto-dovere e quindi tutti devono poter tornare a scuola. Pertanto qualcuno di esperto e che è deputato a questo ci dica se tutti devono essere vaccinati oppure no. Anche l'assessore all'istruzione di Vicenza invoca al più presto regole chiare dal governo per poter organizzare la riapertura delle scuole a settembre con la massima sicurezza possibile. Il focus, più che sul Green Pass, necessario almeno per insegnanti e personale scolastico, è proprio sul vaccino, per cui vanno stabilite regole certe. Se non ci sono regole chiare è evidente che anche a valle non si riesce a fare applicare le regole. Qualcuno ci deve dire cosa succede qualora qualcuno non ritenesse neanche di fronte a un eventuale obbligo di farlo. Per elevare lo standard igienico dei 10 asili di sua competenza, il Comune ha deciso un ulteriore sforzo straordinario. Dopo diversi anni di utilizzo verranno acquistati 26 nuovi fasciatoi e sostituiti 465 materassini per le 17 scuole d'infanzia. Uno sforzo all'insegna della sicurezza apprezzato dagli utenti che per il secondo anno consecutivo hanno fatto registrare il tutto esaurito, con un numero di richieste importanti anche per l'estate. Il mese di luglio ha visto la partecipazione di quasi la totalità dei bambini, questo la dice lunga, sia sul buon funzionamento del servizio sia sulla necessità delle famiglie. Quando si dice bisogna favorire la natalità, bisogna sostenere le famiglie, passa da questi piccoli passi concreti, dare la possibilità alle persone di lavorare e di mettere i figli in posti sicuri. Facciamo una breve pausa pubblicitaria, state con noi, torniamo fra pochissimo, vi ricordiamo che oggi, come sempre, il nostro telegiornale è fino alle 13:30.
Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in onda, in diretta anche oggi fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto che cosa sta succedendo a Padova, abbiamo parlato tantissimo di Green Pass, ne abbiamo parlato perché è il tema del giorno, perché sono molte le richieste da parte di voi telespettatori, ma in generale di persone che cercano di capire come bisognerà comportarsi, che cosa cambierà, che cosa si potrà fare e che cosa non si potrà fare. Siamo certi che prima o poi verrà fatta chiarezza su tutto questo, altrimenti sarà un bel problema. Ne parliamo, ma ne parliamo poi, adesso parliamo di dati in generale, con la nostra Gabriella Basso, che vediamo collegata via Skype, ci pare dalla sede dell'ULSS Otto Berica, per il punto stampa sulla situazione generale. Buongiorno Gabriella. Buongiorno a te Ferdinando e telespettatori di Rete Veneta. Come dicevi tu, sono qui alla sede della direzione generale dell'USL Otto Berica perché, come in tutte le altre USL, sono stati aperti di nuovi slot per questa, fast week di vaccinazione dal 6 al 13 di agosto. Sono 10.100 i nuovi posti disponibili per potersi vaccinare dai 12 anni in su. Questa è molto importante perché è proprio dedicato a tutte quelle persone che hanno necessità, magari anche forse proprio in vista dell'applicazione del Green Pass obbligatorio per appunto le prossime settimane, e soprattutto si vuole intercettare quei ragazzi che poi a settembre andranno a scuola e quindi essere già pronti. Vi ricordo che il vaccino qui, per quanto riguarda l'USL Otto Berica, il presidente Zaia ieri ha detto Pfizer e Moderna, qui all'USL Otto Berica la maggioranza di vaccino a disposizione è quello di Moderna. E l'altra cosa importante da dire, tu hai parlato di Green Pass, una notizia che si può dare, perché il call center del contact tracing del SISP, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell'USL Otto Berica, è sommerso di chiamate di gente che vuole sapere come poter scaricare questo benedetto Green Pass se non è in possesso del codice. Ebbene, ricordiamo a tutti, ce lo ricorda anche lo stesso USL Otto Berica, che oggi c'è una modalità molto più semplice, che è quella di semplicemente collegarsi col sito del Ministero, basta il codice fiscale e gli ultimi 8 numeri della tessera sanitaria, senza bisogno di altro, non c'è bisogno dello SPID, si può scaricare il Green Pass. Gabriella, allora io ti terrei un attimo qui con noi mentre vediamo, visto che parliamo di Green Pass, un servizio che è stato preparato dalla nostra redazione di Treviso su come verrà affrontata questa situazione nelle palestre. Poi torniamo a Vicenza e ti chiediamo alcune informazioni sulla cronaca. Buongiorno. Buongiorno. Questo è il mio Green Pass. E io con la app del Ministero della Salute lo scansiono, ecco qua, e viene fuori la certificazione valida. Tutto ciò che eviterà di impedire l'attività ben venga, per cui questo Green Pass io lo accolgo favorevolmente. Non c'è molto altro da dire per descrivere lo spirito con cui accetta il Green Pass il titolare di questa palestra, una categoria tra le più fortemente penalizzate dalle restrizioni dell'ultimo anno e mezzo di pandemia, per la quale il Green Pass è semplicemente l'antidoto contro la chiusura. E a onor del vero, applicarlo qui sarà tecnicamente anche più semplice rispetto a bar e ristoranti. Io conto di prendere anche le date di scadenza del Green Pass stesso di ogni persona, inserirla nel mio gestionale, come già faccio con i certificati medici, e ovviamente evitare di controllarlo tutte le volte. E pazienza se alcuni clienti che non vogliono dotarsi di Green Pass hanno già storto il naso. Fisiologico, insomma, che qualcuno nel numero degli utenti non avrebbe accettato. Io personalmente credo che il problema esista, che deve essere assolutamente tamponato, cioè noi dobbiamo tornare alla normalità, questo per me è la cosa principale. La palestra nel mio caso deve funzionare, e per cui ribadisco ancora una volta, se c'è un modo per farla funzionare ben venga. Gabriele, hai sentito anche tu il servizio della nostra redazione trevigiana. Noi abbiamo in questa lunga carrellata di attività, di categorie che si trovano di fronte a una situazione davvero molto complicata. Abbiamo sentito ristoratori, abbiamo sentito baristi, abbiamo sentito categorie produttive in generale, le palestre, la cultura, lo spettacolo. Insomma, stiamo cercando di capire con una visione a 360 gradi che cosa cambierà. A Vicenza qual è la situazione?
Ma allora, a parte il discorso dei ristoratori che sono appunto ancora preoccupati su come dovranno controllare, e soprattutto al di là della questione Green Pass e controlli, che poi appunto basta l'app del Ministero, rimane poi il problema che si sentono per quanto poco penalizzati e messi ogni volta all'agonia loro come essere quasi gli untori, per cui ecco che se non fanno i controlli c'è la pena, a parte della sanzione pecuniaria, ma anche della chiusura del locale, e questa cosa ovviamente li fa arrabbiare, li fa salire sulle barricate. A Vicenza, anche all'interno dei musei civici, sarà necessario dal 6 appunto l'esibizione del Green Pass con la tessera, la carta d'identità, e verrà controllato come per le palestre attraverso l'app del Ministero. Quindi diciamo che è tutto pronto. La gente, quella che io ho sentito anche nella giornata di ieri, sono tendenzialmente tutti favorevoli. Poi ovviamente c'è sempre chi dice non è giusto, libertà di scelta, oppure proprio che non si vuole vaccinare, che quindi il Green Pass viene visto addirittura come una cosa che ancora di più stigmatizza la diversità. Ecco, questa è un po' la situazione a Vicenza, ma la gran parte della gente è favorevole. Allora Gabriella, qualche anticipazione del TG di stasera? Abbiamo cronaca, seguiamo vicende dei quartieri? Abbiamo cronaca, abbiamo un controllo di Campomarzo ancora, grazie alla videosorveglianza si riesce a individuare il pusher e si riesce quindi a denunciarlo, e soprattutto si fa un po' il punto della situazione. Abbiamo anche cronaca della provincia, ma soprattutto abbiamo una segnalazione da parte di una cittadina, andremo in un quartiere, le Maddalene, per parlare appunto di questa problematica che ci ha segnalato una signora. Però non vi anticipo niente. Non anticipiamo niente, anticipiamo invece che è arrivato proprio pochi istanti fa dalla provincia di Vicenza un comunicato stampa molto interessante che riguarda il centenario del Milite Ignoto. Cominceremo a parlarne anche noi in modo più diffuso, perché sarà un evento che si concluderà il 3 novembre sul piazzale della Vittoria a Monteberico, proprio a Vicenza, che coinvolgerà, ci fanno sapere in questa nota appena arrivata, anche le scuole. C'è la famosa staffetta Cremisi della pace. Sappiamo che ci sarà parecchio fermento. Ricordiamo solo che è il centenario appunto del Milite Ignoto, che ha avuto proprio in Veneto fasi davvero importantissime della sua nascita, anche per ovvi motivi di reperimento di quelle che sono state anche le salme poi che sono state scelte, certo, per definire il Milite Ignoto. Tutta una storia che è bene che ricordare, lo ricorderemo nei nostri servizi. Quindi Vicenza ha anche un altro nodo al fazzoletto da ricordarsi e da raccontare ai nostri telespettatori. Gabriella, grazie di questo collegamento. Se ci sono altre informazioni da Vicenza, abbiamo ancora 20 minuti di TG, non esitare a contattarci, le daremo in diretta. Grazie a voi e buon lavoro. Torniamo in studio, quindi a Vicenza è più o meno quello che abbiamo sentito succedere nelle altre zone del Veneto. Tanti musi lunghi, qualcuno si oppone, però in generale le persone sono davvero pronte ad accedere a queste nuove modalità con il Green Pass. Vedremo domani come andrà. Saremo fuori con tutti i nostri giornalisti domani per vedere che cosa succederà proprio in questa prima giornata di cambiamento che possiamo definire epocale. Chiudiamo questa parentesi e andiamo a Padova per vedere il tema che sta alzando la temperatura politica e anche non solo politica dello scontro in città per quanto riguarda la Prandina. All'indomani della protesta per chiedere 1000 posti auto alla Prandina, l'associazione commercianti del centro non accetta la risposta data dal sindaco di Padova, Sergio Giordani, che ha detto che all'interno dell'ex area di Magnale al massimo ci possono stare 500 stalli, considerando che sulla superficie sono presenti edifici vincolati dalla soprintendenza. Massimiliano Pellizzari, presidente dell'associazione dei commercianti del centro, però ha deciso, metro alla mano, di misurare e confrontare le dimensioni di Piazza Insurrezione, storico parcheggio da 100 posti che potrebbe essere eliminato proprio alla luce della creazione del Park Prandina. 100 posti auto sono inseriti all'interno di una piazza di 1800 metri quadri per realizzare 1000 posti auto. Di quanto c'è bisogno? C'è bisogno di 18.400 metri quadri. 18.400 metri quadri è una superficie assolutamente sufficiente e che può essere contenuta senza nessun tipo di problema, anche tenendo in piedi
gli edifici vincolanti e creando anche un po' di area verde. Di questi numeri, spiega Pellizzari, 1000 posti auto si possono ricavare alla Prandina, un'area che viene stimata intorno ai 37.000 metri quadri, 25.000 se si tolgono gli edifici vincolati, spiega Pellizzari. Alla Prandina non è assolutamente vero che manca lo spazio c'è. C'è posto tranquillamente anche per i 1000 posti auto, i 1000 stalli, l'abbiamo dimostrato questa mattina. Ora i numeri saranno inviati a Palazzo Moroni, a cui spetta la prossima risposta. Restiamo a Padova perché è stato fissato per il 3 e 4 ottobre, lo sappiamo, l'election day, il voto per quanto riguarda i comuni. Sono 14 i comuni padovani che vanno al rinnovo del sindaco. Il Ministero dell'Interno ha deciso si voterà il 3 e 4 ottobre. Fissata dunque la data delle elezioni amministrative. In provincia di Padova sono 14 i comuni interessati. Albignasego, Cittadella ed Este, i comuni con più di 15.000 abitanti che in caso di ballottaggio torneranno ai seggi domenica 17 e lunedì 18 ottobre. Arzer Grande, Boara Pisani, Carmignano di Brenta, Cartura, Gran Torto, Montagnana, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Ospedaletto Uganeo, Rovolon e Vigo d'Arzere, gli altri comuni in cui la popolazione sarà chiamata ai seggi. Ad Albignasego, il comune più grande della provincia dopo il capoluogo, manca l'ufficialità ma quasi scontata la candidatura del sindaco uscente Filippo Giacinti a guida di una coalizione di centrodestra. A lui si contrapporrà Luisa Fantinato, capofila di una coalizione di centrosinistra. Anche a Cittadella manca l'ufficialità, ma sarà quasi sicuramente il sindaco uscente, il leghista Luca Pierobon, che affronterà la consigliera comunale del Partito Democratico Paola Lolato. Nella Bassa Padovana, ad est, quadro più definito con 4 candidati. Il sindaco uscente Roberta Gallana per il centrodestra, Giuseppe Mandoliti per il centrosinistra e 2 civici, Matteo Paiola, Civiche d'Este, e Beatrice Andreose per l'altra Este. A Noventa Padovana, per ora, hanno rotto gli indugi l'attuale vice sindaco Fabio Borina, a guida della Civica con Noventa, e il consigliere di minoranza leghista Marcello Bano, che cerca di fare sintesi del centrodestra. Una notizia di servizio perché a Campodarsego ci c'è la possibilità di fare una domanda in municipio per un progetto di aiuto a senza lavoro e disabili. Da disoccupati a giardinieri comunali per 6 mesi. Comune di Campodarsego e Regione Veneto promuovono a favore di 2 residenti senza lavoro da almeno 1 anno o disoccupati svantaggiati un corso di integrazione al lavoro che sfocerà in un contratto di 6 mesi per 20 ore settimanali come addetto alla manutenzione del verde. Gli interessati dovranno avere compiuto 30 anni e la residenza o il domicilio a Campodarsego. Le domande vanno presentate entro le ore 12 del 31 agosto. Tutte le istruzioni sul sito internet comunale. Cambiamo zona, cambiamo argomento, andiamo a vedere le novità per quanto riguarda il porto di Venezia. La sua istituzione produrrebbe un effetto fragoroso nell'economia veneziana. I principali ingredienti sono agevolazioni statali e regionali, semplificazioni amministrative e burocratiche, condizioni creditizie favorevoli e istituzione di una zona franca interclusa. È il modello ZLS, Zona Logistica Semplificata, che la Regione Veneto propone per rilanciare l'economia dell'area Porto di Venezia Rodigino. La durata della ZLS è di 7 anni, rinnovabile per altri 7 con previsioni straordinarie. Da stime che sono state fatte 2,4 miliardi di euro di investimenti, 177.000 nuovi occupati in 10 anni, un aumento dell'export del 40% e per quanto riguarda l'attività portuale avremmo un aumento dell'8,4% sul traffico. Le aree interessate in Comune di Venezia sono Porto Marghera, Campalto, Murano, Arsenale, la zona portuale e il Tronchetto, cui si aggiungono 16 comuni della provincia di Rovigo. Il piano, approvato in giunta regionale, sarà ora inviato dal Presidente Zaia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la fase di negoziazione necessaria all'istituzione della ZLS, con l'auspicio e l'appello dell'assessore Marcato ai parlamentari veneti perché facciano squadra. Quindi io mi aspetto da oggi in poi, che, visto che entreremo nella fase della trattazione, che i nostri parlamentari veneti, e mi riferisco anche ovviamente al ministro D'Incà, figura autorevole di questo governo, che possano davvero fare
lobby per portare a casa questo provvedimento straordinario. Un'unità che già si vede a livello locale, a testimoniare la collaborazione della Camera di Commercio che ha consentito di redigere in tempi rapidi il piano c'è il presidente Massimo Zanon. In videocollegamento tra gli altri il presidente di Confindustria Vincenzo Marinese, il presidente dell'autorità portuale Fulvio Di Blasio, l'assessore comunale allo sviluppo economico Simone Venturini. Abbiamo altri esempi in altre parti del nostro paese che non hanno funzionato. Ebbene, noi dobbiamo applicare il modello Veneto a queste ZTLS e far sì che veramente possa esprimere tutte le potenzialità in campo di attrazione di investimenti, crescita di occupazione, crescita dei territori. Approvata all'unanimità la relazione della Commissione Ecomafie che indaga sugli incendi negli impianti di gestione e smaltimento dei rifiuti. Se dovessimo utilizzare un titolo per questa inchiesta molto delicata e molto importante all'interno del panorama di tutte le inchieste che stiamo sviluppando sugli ecoreati, è che non c'è solo la terra dei fuochi, o meglio, la terra dei fuochi non è più solo concentrata nel Casertano, ma si è sviluppata a livello nazionale. Approvata all'unanimità la relazione della Commissione Ecomafie che indaga sugli incendi negli impianti di gestione e smaltimento rifiuti. Il senatore veneziano Andrea Ferrazzi è tra gli autori della relazione sull'evoluzione del fenomeno nell'ambito di una commissione parlamentare d'inchiesta che ha messo al centro le attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e gli illeciti ambientali ad esse correlati. Un tema che può toccare anche il Veneto, dove peraltro, come nel resto d'Italia, sono diversi i roghi di discariche rimasti senza colpevoli. Molto spesso, come sempre avviene nei fenomeni legati alla mafia e quindi anche all'ecomafia, i fenomeni delittuosi e soprattutto quelli di ordine mafioso, di stampo mafioso, seguono il flusso del denaro e quindi dal punto di vista dell'investigazione e quindi di tutto ciò che deve avvenire successivamente, il lavoro fondamentale è proprio quello dello studio del reato finanziario, del reato economico, della banca dati. Il coordinamento delle banche dati tra i vari soggetti coinvolti, da chi svolge i controlli a chi è incaricato di reprimere i reati, rimane una delle priorità. Lo studio si è svolto su tutto il territorio nazionale, evidenziando tra l'altro differenze profonde nella gestione dei rifiuti. Ma il fenomeno dell'interesse della criminalità organizzata in certi ambiti coinvolge comunque, almeno potenzialmente, tutto il paese. C'è un tema vero che è quello dell'assenza di politica industriale sugli impianti. In assenza di impianti della gestione del differenziato, per esempio, si sviluppa il crimine e si sviluppa il crimine di stampo mafioso. C'è il tema della convenienza dei filoni criminali. Per esempio in Sicilia abbiamo visto come la mafia stessa incendia gli impianti che funzionano. Parliamo adesso di sport, sempre a Venezia, oro olimpico, lo sappiamo, per il milanese Francesco Lamon. L'esultanza della mamma Martina e della fidanzata Sara e degli amici più stretti, tutti riuniti per seguire l'impresa del milanese d'oro Francesco Lamon, è un'emozione indescrivibile. Per il quartetto dell'inseguimento non è solo oro olimpico, è anche record del mondo. Eravamo qua tutti in compagnia, da dove è cresciuto lui, da Lucimilano, la sindaca del nostro paese, parenti vari, la fidanzata. È stata un'emozione, le lacrime sono scese quando abbiamo visto appunto i risultati. L'oro, il gradino più alto del podio, è un risultato che l'Italia in questa disciplina aspettava sino dal 1968. Francesco Lamon a 27 anni entra di forza nella storia del ciclismo. I complimenti arrivano anche dal presidente della regione Luca Zaia e dai dirigenti dell'UCI Milano. Sotto l'aspetto tecnico direi che è stata ineccepibile, anche perché si confrontavano con una squadra che all'apparenza sembrava più forte. Detto questo, cosa posso dire? Per me, per tutta la nostra società è una grande emozione vedere un ragazzino cresciuto con noi e arrivare a questi risultati. Direi che è una cosa che ci dà la possibilità e quella soddisfazione che ci permette di continuare ancora per molto tempo con la nostra attività. Una splendida vittoria, tutta Milano è orgogliosa di Francesco ed ora si pensa ai festeggiamenti. Stiamo aspettando il ritorno di Francesco, sappiamo che torna lunedì in tarda serata e attendiamo il momento dei giorni successivi per poterlo salutare ed accogliere con i giusti onori. Siamo davvero molto molto orgogliosi.
Cambiamo area di riferimento, parliamo adesso della zona fra il Padovano e il Vicentino, avvicendamento ai vertici di Etra, il nuovo presidente è Flavio Frasson, lo abbiamo già intervistato per sentire quali possono essere le strade da percorrere in questo momento. Bisognerà attendere Ferragosto per la ratifica della nomina, ma di fatto Flavio Frasson è il nuovo presidente del Consiglio di gestione di Etra, la multi-utility che fornisce servizi a 69 comuni tra Padova e Vicenza. Una governance rinnovata con la scelta del nome di Frasson, volto noto della politica del territorio. Trovo un'azienda solida da tutti i punti di vista, dal punto di vista del bilancio, dal punto di vista del personale. Ecco, è un'azienda dove bisognerà ritrovare un po' più di serenità nell'ambiente interno, un po' più di fiducia tra i lavoratori e un po' più di squadra. Ecco, senz'altro dovremo lavorare su questo aspetto. Attenzione agli utenti con investimenti all'insegna delle politiche green. Ecco gli obiettivi di Frasson. Credo che Etra abbia un ruolo strategico per quello che riguardano le politiche un po' green dell'ambiente e quindi qui gli obiettivi li individueremo insieme con i sindaci, verso i quali io porto molto rispetto, anzi li devo ringraziare tutti quanti per l'indicazione che hanno dato sul mio nome. La sua nomina è stata però accompagnata da una polemica tutta politica che vede la Lega, grande promotrice del nome di Frasson, con il beneplacito del PD, ma non degli storici alleati di centrodestra di Fratelli d'Italia. Passata questa fase di votazione dimenticherò chi mi ha votato e chi non mi ha votato e quindi sarò a disposizione di tutti i sindaci che sono soci dell'azienda perché è un'azienda completamente pubblica. Io so che sul mio nome comunque c'è stata un'ampia convergenza, soprattutto dei partiti di centrodestra, ma mi pare che anche il PD abbia appoggiato il mio nome, per cui insomma non ho grosse preoccupazioni. Dalla politica, da queste comunque situazioni legate alle necessità dei cittadini, andiamo alla cronaca perché sappiamo che in Sicilia c'è una situazione complicatissima con i roghi, gli incendi che stanno devastando alcune zone dell'isola e c'è a collaborare, ad aiutare, a portare avanti la lotta contro il fuoco, ci sono anche gli uomini della protezione civile del Bassanese. Quasi 1500 km per aiutare la Sicilia, devastata in questi giorni da tremendi incendi, spesso di origine dolosa. Andrea Barato, volontario della Protezione Civile di Nove, è partito per raggiungere Palermo insieme ad altre 5 squadre provenienti da varie zone del Veneto. Un viaggio della speranza, non per chi è partito, ma per chi aspetta che le fiamme cessino di mangiarsi boschi e paesaggi. 16 uomini coraggiosi che dopo il briefing con i colleghi siciliani si sono subito messi al lavoro per domare le fiamme e per lustrare la zona. Ciao a tutti, siamo nella riserva di Montecane insieme alla Protezione Civile della provincia di Palermo. Siamo qui in supporto per la campagna antincendio boschivo della regione Sicilia a supporto dei colleghi. Un saluto a tutti. Il compito che li aspetta non è facile. In Sicilia gli incendi spesso nascondono motivazioni economiche legate alla compravendita dei terreni. A Palermo i 16 volontari partiti dal Veneto sono stati accolti con grande riconoscenza dagli abitanti del posto, che hanno visto arrivare sull'isola anche numerosi automezzi da incendio boschivo della Protezione Civile del Veneto. Giorni caldi, difficili, ma d'altronde il coraggio non è assenza di paura, quanto capire che c'è qualcosa di più importante della paura. Cambiamo ancora argomento, è stato approvato un emendamento dell'onorevole Germano Rachella, sindaco di Cartigliano, per la tutela di ville e palazzi storici. Un fondo a tutela dei beni immobili vincolati da interesse storico e culturale. In pratica un aiuto concreto per tutelare la storia e l'arte in Veneto. È stato approvato l'emendamento presentato dall'onorevole Germano Rachella finalizzato alla valorizzazione attraverso il restauro e gli interventi conservativi di ville, residenze e palazzi. Nel sostegni bis finalmente è stato approvato un mio emendamento molto importante per tutti i possessori di ville. Stiamo parlando di un fondo speciale per tutti i possessori di ville o palazzi storici riconosciuti dal Ministero come tali, che avranno il 50% di un credito d'imposta fino a un massimo di 100.000 euro per la loro ristrutturazione. Sembra cosa da poco, ma è una vittoria dopo quasi 2 anni di battaglia.
Un aiuto a chi possiede beni storici da tutelare anche in ragione della crisi economica provocata dall'epidemia di Covid. Era giusto dare un segnale e dargli una mano, soprattutto dopo questi ultimi 2 anni di difficoltà. Proseguiamo in ambito culturale perché ci sono importanti novità per la nuova biblioteca bertoliana di Vicenza. Un nuovo passo verso il recupero del palazzo dell'ex tribunale che diventerà sede della nuova biblioteca bertoliana. Un intervento complessivo stimato in 10 milioni di euro, per cui l'amministrazione comunale ha già accantonato circa 2 milioni e mezzo. Per recuperare i fondi mancanti, la Giunta oggi ha sottoscritto un protocollo d'intesa con Cassa Depositi e Prestiti, la banca pubblica a cui generalmente i comuni si rivolgono per effettuare le opere pubbliche come strade, scuole, palestre. Ma questa volta c'è una novità per le opere più significative che superano i 5 milioni di investimento. Questa collaborazione ci permetterà più aspetti. Un primo aspetto sarà quello di avere un'attenzione e una consulenza professionale esterna per tutti gli aspetti di gestione della gara, della verifica dello sviluppo degli investimenti e con attenzione quindi poi all'esecuzione dei lavori. È un'offerta di collaborazione che si affianca ai nostri tecnici e non costerà nulla al Comune in quanto questo protocollo prevede un costo zero per il Comune. Il secondo aspetto è Cassa Depositi e Prestiti ci permetterà di poter accedere ai finanziamenti a fondo perduto della BEI, della Banca Europea, oppure ad accedere a ulteriori finanziamenti di partenariato pubblico-privato. Per quanto riguarda la realizzazione della nuova bertoliana, la fase progettuale è già stata finanziata e verrà conclusa entro l'anno. Da quel momento lì si procederà verso il progetto esecutivo che poi avrà degli stralci di esecuzione. Il primo stralcio ipotizziamo nel 2023 di poter dare avvio. Questo porrà soprattutto attenzione alla necessità di creare gli spazi nuovi al pian terreno e al primo piano per lo spostamento dei ragazzi che sono a Palazzo Costantini. Chiudiamo ancora con la pagina culturale, ma ci spostiamo a Belluno. Il mantello del premio San Martino si divide in 3 e tanti saranno i riconoscimenti assegnati il prossimo 11 novembre al Comunale di Belluno nella giornata simbolo per la città che rende merito a chi si è contraddistinto con opere e azioni concrete in ogni campo, dalle scienze alle lettere, dalle arti alla musica, dal lavoro alla scuola e allo sport, oltre che con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico. Il Consiglio Comunale di Belluno nella sua ultima seduta ha approvato all'unanimità la proposta del nuovo regolamento del premio che spalanca le sue porte anche agli under 18 e alle associazioni del terzo settore. È necessario che la città sia in qualche maniera invogliata a guardare dentro se stessa e a cercare nelle varie fasce di età, di occupazioni, di attività, quelle che sono le eccellenze, quelle che sono le persone da premiare, che sicuramente ci sono anche ben oltre quello che di solito viene proposto. La nuova linfa, il premio San Martino, consente sin d'ora di guardare ancora meglio dentro la comunità per cercare le eccellenze, scoprirle e valorizzarle. La proposta di modifica sottoscritta dai consiglieri Fabio Bristote e Gian Giacomo Nicolini è stata accolta con entusiasmo da tutte le forze del Consiglio Comunale, oggi rappresentate in sala consigliare dei capigruppo. In questi giorni il regolamento e modulo per presentare le candidature saranno disponibili nel sito del Comune. Le segnalazioni dovranno essere inviate in busta chiusa e non più via email e dovranno essere corredate da un minimo di 25 firme ad un massimo di 100. Speriamo che con queste modifiche appunto ci sia ancora di più l'attenzione della città a se stessa, della collettività a se stessa, della comunità che in questo premio si è riconosciuta in questi anni. Questa era l'ultima notizia del nostro Focus TG. Ringraziamo Fabio Verin in regia, ringraziamo tutti i nostri giornalisti, tutti i tecnici che ci hanno permesso di portare a termine questa edizione con tantissime notizie. Vi diamo appuntamento a questa sera per tutte le novità nel TG Bassano, TG Vicenza e al TG Focus di domani per parlare delle novità con il Green Pass, il primo giorno di questa nuova era, possiamo chiamarla così. Vedremo che cosa succederà. Buon pomeriggio.